Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Un cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati all'edizione del pomeriggio del nostro audio video giornale. Apriamo subito con gli aggiornamenti dal Friuli Venezia Giulia. La leale e proficua collaborazione tra la Regione e la Corte dei Conti nel rispetto dei ruoli è fondamentale per confermare il corretto operato dell'amministrazione e favorisce lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia. Quanto avviene nella nostra regione può quindi essere un esempio a livello italiano anche in vista della sfida che aspetta l'intero Paese grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo ha dichiarato oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2020 da parte della sezione regionale della Corte dei Conti, la quale ha espresso un giudizio sostanzialmente positivo sotto il profilo della sostenibilità dei bilanci dell'ente, anche in vista della fase di ripresa dell'emergenza pandemica. Un pacchetto di emendamenti approvato oggi dalla Giunta regionale in seduta straordinaria implementa la forza della manovra di assestamento estiva che andrà in aula per l'approvazione la settimana prossima. Lo ha riferito invece l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli al termine della seduta, sottolineando che gli emendamenti approvati oggi valorizzano in particolare gli investimenti pubblici e privati, le infrastrutture montane e l'attenzione al verde. E adesso cambiamo argomento e andiamo a Gorizia con il prossimo servizio. Procede alla revisione e regolamento di tutto il sistema sanitario regionale con questa nuova tappa importantissima. È il risultato di una ulteriore implementazione dell'attività di medicina in laboratorio. È una di quelle attività che spesso non si vedono, ma abbiamo capito quanto sia importante nel governo della pandemia. La tecnologia, le competenze che abbiamo messo in campo ci ha consentito di partire da qualche decina di tamponi in un giorno ad arrivare a decine di migliaia impegnati oggi nell'attività di sequenziamento, oltre che in tutte le altre attività di laboratorio che vengono fatte, di indagine che vengono fatte. Quindi è sicuramente un grande risultato che si compone all'interno delle articolazioni di diversi punti ospedalieri e che oggi trova questo risultato nell'ospedale di Gorizia. Quindi porta all'eccellenza la salute isontina e giuliana. Certo, la risposta è all'interno di questa grande azienda, come tutte le altre aziende stanno lavorando, tanto è vero che insomma, siamo considerati la regione che dal punto di vista della sorveglianza sanitaria fa uno dei lavori più importanti in questo Paese. E adesso andiamo a Pordenone per dire che l'edizione del Festival del Libro con l'autore Pordenone Legge 2021. Quando c'è qualcosa che funziona bene è necessario che queste conoscenze vengano replicate a favore di tutti. Solo così si alza non solo il livello dell'offerta nei confronti del pubblico, ma si crea anche una contaminazione positiva a favore dell'intero territorio regionale. Lo ha detto l'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli intervenendo oggi alla cerimonia di presentazione della 22esima edizione di PordenoneLegge.it, il Festival del Libro con l'autore in programma nel capoluogo del Friuli occidentale dal 15 al 19 settembre. Alla presenza del sindaco Alessandro Ciriani, dei colleghi di Trieste e Lignano, rispettivamente Roberto Di Piazza e Luca Fanotto, di molti altri amministratori locali, nonché del presidente della Fondazione Pordenone Legge Michelangelo Grusti. L'esponente dell'esecutivo Fedriga ha innanzitutto posto in risalto l'importante spirito di collaborazione che il festival ha messo in atto con altre realtà del territorio, anche in vista dell'importante scadenza culturale che il Friuli Venezia Giulia vivrà nel 2025. E ora ci trasferiamo in montagna con questo bel video che ci hanno inviato gli amici del Soccorso Alpino.
Complimenti come sempre agli amici del Soccorso Alpino Regionale, ma di tutta Italia chiaramente, per il prezioso lavoro e l'opera che svolgono quotidianamente, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Non è una sviolinata, ma è dire grazie, perché il volontariato ancora una volta dimostra la sua professionalità e il suo modo di operare. Grazie ancora per il loro contributo. E adesso parliamo del nostro gruppo di Horizon Informatica e Friuli TV. Bene, con questo è tutto, grazie come sempre per la visione e l'ascolto. Le altre news sul nostro sito www.friulitv.net. Che dire, buona serata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.